Lo sguardo è stanco, smarrito, le valigie ammassate in ingresso, loro una sessantina di giovani tra i 23 e i 25 anni solo nella hall dell'Hotel Paradiso a Noventa Padovana, la loro nuova casa messa a disposizione da un privato alla prefettura di Padova che era a caccia di nuovi posti. L'ennesimo alloggio più o meno provvisorio, cui dovrebbero rimanerci, si dice, almeno 7 mesi. Insorgono le opposizioni comunali di Noventa che preannunciano un consiglio comunale infuocato. Oggi chiederò in consiglio comunale le sue dimissioni, visto che aveva assicurato che non sarebbero venuti. Adesso se ne assuma la responsabilità politica e anche di fronte ai cittadini. Replica il primo cittadino che contrattacca, le responsabilità sono di altri. Il Comune di Noventa non ha deciso di accogliere profughi o migranti, ha subito, come dire, una decisione della prefettura conseguente al mancato accordo di tutti i comuni della provincia di Padova. Profughi immigrati, sulla vicenda torna ad intervenire anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che spiega: dei 18.113 immigrati arrivati al 1° ottobre, 11.238 si sono allontanati, diventando ora come ora dei veri e propri fantasmi. Una situazione, spiega, inaccettabile, paradossale, caotica e attacca, rischia di diventare cronica. Inoltre, aggiunge, il 60% delle persone giunte in Veneto e valutate dalla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di profugo risulta non averne diritto. Insomma, conclude il governatore, siamo di fronte a migranti economici e in quanto tali vanno rimpatriati. A rincarare la dose anche il segretario veneto dell'UGL. Solo 4 profughi su 10 stanno ottenendo il riconoscimento di rifugiato politico. Quindi questo vorrebbe dire che tra un anno e un anno e mezzo potenzialmente potremmo avere addirittura 11.000 clandestini da espellere solo nella regione del Veneto. Una situazione che mette in crisi anche gli uffici immigrazione delle questure del Veneto, a rischio collasso. Le forze dell'ordine, ormai l'anello più debole dello Stato, saranno ovviamente sottoposte a un carico di lavoro enorme, adesso per le pratiche dell'asilo politico e un domani per tutte le pratiche di espulsione che dovranno essere fatte. Intanto sul territorio infuria la polemica, i primi cittadini si trovano a dover governare decisioni prese da altri. E gli spazi a questo punto li trova il prefetto in accordo con le cooperative e col privato sociale. Non è più il territorio a determinarsi. L'unica possibilità è fare quadrato tra comuni. Noventa Padovana è territorio di confine con la vicinissima Stra, nel veneziano. È con questo territorio che dovremo trovare le forme anche di un inserimento che sia compatibile con l'intorno. Quindi il prossimo Consiglio Comunale di Stra approveranno una convenzione per mettere assieme le polizie municipali.